Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati alla rubrica La partita della settimana. Questo è lo scrigno del calcio. Io ve lo devo confessare, Torino-Parma la odiavo come partita perché finiva 0-0 tutte le volte. Io avevo questa sindrome di terrore delle partite di campionato che finissero 0-0, perché poi non potevo vedere i gol al 90° minuto. C'era un servizio in cui facevano vedere solo le azioni. Quando ero bambino mi piaceva tantissimo vedere i gol, come a tutti penso. E Torino-Parma nelle sue prime 4 apparizioni in Serie A, le 2 del 90-91 e le 2 del 91-92, è finita sempre 0-0. Erano seccati perfino i giornalisti. Tra l'altro mi ricordo le 2 partite del 90-91 piene di falli. Se voi andate a vedere, si trova in rete il servizio delle 2 partite, io lo toglierei pure, ma sono 2 partite piene zette di falli, senza tiri in porta, cose veramente, 2 partite orribili, e finisce 0-0 pure l'andata del 91-92 alla fine di ottobre, 27 ottobre del 91. Parma-Torino 0-0, si arriva al 15 marzo 1992, 25esima giornata, inizio di primavera, magari un gollettino arriverà. Niente, Torino-Parma finisce 0-0 pure quella volta, e arriverà poi solo l'anno successivo le prime reti in Serie A tra queste 2 squadre. E infatti guardate qui il Gueni Sportivo che cosa scrive: il solito pareggio, eccolo qua. Vedete, Torino-Parma, il solito pareggio. Questa è Torino-Parma 0-0 del 91-92, c'è qualche azione, guardate, non so se si riesca a vedere il pallone con cui giocava il Torino in casa, bellissimo, a me piaceva tantissimo quel pallone lì, ce l'aveva solo il Torino, quel pallone lì. Questo è un po' tutto il tabellino, tutto il servizio di Torino-Parma, anche con le formazioni. Vedete anche il classico sole di primavera tipico della metà di marzo. Insomma, Torino-Parma finisce 0-0, anche 2 buone squadre. A fine campionato il Torino arriverà terzo dietro al Milan e alla Juventus, qualificandosi per la Coppa UEFA, e perderà la finale di Coppa UEFA proprio contro l'Ajax, famosissima. Il Parma arriverà settimo, quindi farà peggio dell'anno prima e di tanti altri degli anni 90, ma vincerà il suo primo trofeo nella storia, la Coppa Italia, strappata alla Juventus, che darà diritto ai gialloblu di disputare e poi vincere la Coppa delle Coppe l'anno successivo, 92-93. Vi faccio vedere le 2 pagine dell'album della Panini del 91-92 di queste 2 squadre. Ecco il Torino 91-92. Ed ecco adesso il Parma 91-92, come vi ripeto, partita che finiva sempre 0-0 in quei 2 anni. Andò così. Vediamo come finirà questa volta. Certo, pure quest'anno non è che Torino e Parma siano le squadre più offensive nel panorama calcistico nazionale e internazionale. Chissà che non finisca 0-0 anche questa volta. Questo è lo scrigno del calcio, la partita della settimana. Ogni settimana andiamo ad analizzare una partita che si gioca nel fine settimana di campionato, ricordandone una analoga del passato.